si svegliano sempre tardi, quando ormai i buoi sono scappati noi chiudiamo la stalla. Lapidario il commento della consigliera 5 Stelle delegata sull'inquinamento sui FAS nella zona rossa, all'indomani dell'annunciato provvedimento di riduzione dei limiti degli inquinanti da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Ha fatto 30, ha messo dei limiti, bravo, bene, ora proceda con la bonifica della Miteni. Il tema delle bonifiche resta un punto nodale per il Movimento 5 Stelle, che propone inquietanti considerazioni. Al momento stanno solo caratterizzando il sito, questo non vuol dire che stanno bonificando, vuol dire che stanno cercando dove sono i rifiuti. Ma la domanda è, li vogliamo anche trovare questi rifiuti o li stiamo solo cercando? Perché se li volessimo trovare ci sono molte tecnologie disponibili e anche un metodo di ricerca molto più incisivo. E già come è emerso dalle audizioni della Commissione Ecomafie, stanno cercando i rifiuti nella parte sud dello stabilimento, quando invece è emerso dalle audizioni che i rifiuti sono stati interrati nella parte nord dello stabilimento. E per questo che ci viene il dubbio. Ieri Luca Zaia ha inoltre chiesto al governo poteri commissariali per meglio gestire l'emergenza FAS, ma la Perenzoni rilancia. Ma io farei anche un passo ulteriore, oltre allo stato di emergenza chiederei che l'area, la zona rossa, ma soprattutto l'area della Miteni, fosse riconosciuta come un sito SIN, sito di interesse nazionale, perché allora lì si puntano i fari e finalmente si fa quello che non si è fatto fino ad oggi, cercare la vera causa e toglierla da lì. Il riferimento a questo riguardo è il modello adottato per la bonifica di Porto Marghera.